Barbera, buongiorno. Buongiorno. Signor La Barbera, può indicare cortesemente alla Corte d'Assise se lei ha fatto parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra? Sì, ho fatto parte dell'organizzazione dal 1980 fino alla data del mio arresto, marzo 93. Marzo 93. Senta, in quale territorio, in quale ambito territoriale lei è stato inserito? Io facevo parte della famiglia di Altofonte, di cui era mandamento San Giuseppe Jato. Può indicare cortesemente alla Corte il mandamento di San Giuseppe Jato da quali famiglie era composto, oltre a quella di Altofonte? Faceva parte Altofonte, Piana degli Albanesi, Monreale, San Cipirrello, e niente, che mi ricordo io questo. Ovviamente San Giuseppe Jato, giusto? Santa Cristina Gela? Sì, Santa Cristina, che è una frazione di Piana degli Albanesi, fino ad arrivare, vabbè, Monreale, tutto il territorio. Benissimo. Che comprende appunto i paesi che ho elencato. Lei è stato introdotto nell'organizzazione con una cerimonia di iniziazione? Sì, erano presenti Bernardo Brusca, Di Carlo, l'ho detto più volte, adesso non mi ricordo, comunque era il 1980 quando ho fatto il giuramento in Cosa Nostra. Senta, può indicare cortesemente chi comandava il mandamento di San Giuseppe nel 1980 e se poi nel corso degli anni ci sono stati mutamenti nella direzione del mandamento? Sì, allora io sono entrato in Cosa Nostra ed era Bernardo Brusca, per un periodo era reggente Balduccio Di Maggio e poi ha continuato a comandare Giovanni Brusca. Giovanni Brusca poi quando è che ha cominciato a comandare, per quanto è a sua conoscenza? Dall'88-89 fino alla data del mio arresto 93 era sempre Giovanni Brusca. Era sempre Giovanni Brusca. Senta, lei ha mantenuto sempre il ruolo di soldato di Cosa Nostra nella famiglia di Altofonte oppure ha ricoperto altri incarichi? Verso l'anno 86, 87 e 88 sono stato reggente della famiglia di Altofonte alle dipendenze di Balduccio Di Maggio. Alle dipendenze nel senso che Balduccio Di Maggio era il reggente del mandamento? Era reggente del mandamento di San Giuseppe Jato e mi ha nominato reggente della famiglia di Altofonte. Senta, un'altra circostanza, volevo che lei ha avuto un rapporto particolarmente stretto con Di Maggio oppure rapporti limitati a, diciamo, a fatti di Cosa Nostra? Fatti dipendenti appunto da Cosa Nostra, tutto quello che si doveva fare nell'ambito del paese dovevo riferire a Balduccio Di Maggio. Può indicare cortesemente alla Corte quali altri uomini d'onore della famiglia di Altofonte lei ha diciamo, conosciuto e frequentato soprattutto quando era il capo della famiglia, quindi lei che ha detto 86-87? Allora, quel periodo ero io, Gioè era in carcere, infatti se non ricordo male è uscito circa nell'87-88, c'era un certo Vassallo, Nino Gioè, Di Matteo, Mario Santo e qualche anziano che adesso è il papà di Matteo. Quel periodo in cui ero reggente io. Lei aveva parlato all'inizio, io ho capito
che era presente alla cerimonia di iniziazione anche tale Di Carlo. Innanzitutto chi era questo Di Carlo e poi in quel periodo 86-87 se c'era ancora qualche Di Carlo nella famiglia di Altofonte. Allora, il Di Carlo Francesco era stato allontanato e viveva a Londra, era reggente Andrea Di Carlo e faceva parte anche della famiglia l'altro fratello, erano 3 fratelli, Giulio Di Carlo. Quindi facevano parte della famiglia Andrea Di Carlo e Giulio Di Carlo quel periodo. Lei ha continuato a mantenere rapporti con 86-87 con questi 2 fratelli di Carlo, perché ha detto che Francesco era all'estero, con Giulio e Andrea in quel periodo? Sì, sempre. Allora, il rappresentante prima di eleggere il reggente a me era Andrea Di Carlo, da quando è stato estromesso il fratello Francesco, quindi stiamo parlando del 79-80, fino alla data della mia reggenza 87-88 c'era Andrea Di Carlo. Quindi vabbè, era stato estromesso dal rappresentante ma era sempre presente, sia lui che il Giulio Di Carlo. Era stato estromesso da rappresentante, solo dall'incarico di rappresentante, ho capito bene? Era stato estromesso, sì, dal rappresentante. Senta, signor La Barbera, per quanto è a sua conoscenza, per quale ragione Francesco Di Carlo poi si era trasferito a Londra? Guardi, quello che si diceva in Cosa Nostra, che si era appropriato di tutti i soldi di Cosa Nostra, questo era quello che si diceva. Senta, sempre per quanto è a sua conoscenza, visti i rapporti che aveva comunque con i fratelli Giulio e Andrea, in quel periodo, 87, 88 e poi anche per gli anni successivi, i fratelli di Carlo, che erano ad Altofonte, mantenevano i contatti e i rapporti con il fratello a Londra? Allora, io mi ricordo che è stato mandato Andrea su ordine di Bernardo Brusco addirittura alla commissione per andare a parlare con fratello a Londra. Non ho mai saputo il motivo, e il motivo preciso è stato nel periodo che hanno trovato il Calvi impiccato lì a Londra, ma non ho saputo mai qual è stato il motivo di questa trasferta a Londra. Lei sa se il signor Di Carlo in Inghilterra è stato mai detenuto? Scusi, dottore, non ho capito. Vuole che ripeta? Certo. Lei ha conoscenza se il signor Francesco Di Carlo in Inghilterra è stato mai detenuto? Sì, è proprio, guardi, quando si è recato Andrea Di Carlo è stato proprio il giorno qualche giorno prima dell'arresto, perché è dovuto, siccome aveva i documenti di una persona di Altofonte, ha fatto sapere tramite il cognato che c'erano poliziotti e stavano facendo appunto questi arresti, è dovuto rientrare subito e ha avvisato, perché non so se addirittura c'è stato un fermo, e abbiamo avvisato il proprietario dei documenti, che era un tale Di Matteo, e si è nascosto fino a quando non è arrivato appunto Andrea Di Carlo. Senta, quindi il signor Di Carlo Francesco in Inghilterra è stato detenuto, lei ha conoscenza se per un breve o per un lungo periodo? No, fino alla data della collaborazione, che so io. Ovvero la Corte non lo sa, lei ne ha conoscenza? Non dico la data precisa, il periodo della collaborazione credo di Francesco Di Carlo si riferisce. Dunque, allora io sto parlando di quando Andrea Di Carlo si è recato a Londra fino che mi ricordo io, e dopo la mia collaborazione, quindi siamo 94-95. Senta, è a conoscenza se Andrea Di Carlo anche nel corso degli anni è andato altre volte, Andrea Di Carlo, ma anche altri familiari di Francesco Di Carlo, a trovare il Francesco Di Carlo detenuto a Londra, in Inghilterra, non lo so se a Londra. Sì, allora
I contatti familiari sicuramente di sì, perché mi diceva Andrea Di Carlo che quando aveva bisogno di parlare col fratello mandava qualche ambasciata con le figlie o con qualcuno comunque che c'era a contatto. Senta, lei ha conoscenza se i contatti con il Di Carlo Francesco detenuto avvenissero anche telefonicamente con i familiari? Non posso essere sicuro, non so come usano nel carcere appunto dell'Inghilterra. Comunque so che quando Andrea Di Carlo aveva bisogno sapeva tutti, insomma, come si stava svolgendo appunto il carcere del fratello di Francesco Di Carlo. Quindi Andrea Di Carlo di fatto aggiornava il fratello Francesco costantemente sulle vicende di Cosa Nostra per quanto è a sua conoscenza? Presidente, mi sembra leggermente suggestiva la domanda. Leggermente un eufemismo. Riproponiamo la domanda anche perché tra l'altro si può ottenere una risposta diretta in maniera più specifica. Lei sa se Francesco Di Carlo era aggiornato delle dinamiche interne di Cosa Nostra? Guardi, in Cosa Nostra quello che si diceva è di tenerlo buono perché c'era la psicosi che si poteva, dopo il pentimento di Buscetta e contorno, si doveva tenere buono. Addirittura il fratello mi ha raccontato che prima dell'arresto, con tutto ciò che non aveva ordine di rientrare in Italia, qualche volta si è recato a Roma, questo me l'ha riferito Andrea Di Carlo. Che poi il fratello Andrea poteva aggiornare o raccontare cose di Cosa Nostra, io non lo so. In Cosa Nostra si diceva che non si doveva fare sapere niente a Francesco Di Carlo. Senta, ma perché c'era questa idea che Francesco Di Carlo non dovesse collaborare? È perché lui fino a quando stava in Italia, almeno così diceva Andrea Di Carlo, faceva parte della commissione, quindi poteva sapere cose delicate e quindi riferire alla giustizia e si doveva tenere buono. Ho capito. Senta, torniamo a lei. Lei, da quando è entrato in Cosa Nostra nel 1980, è stato ininterrottamente sul territorio in Italia ad Altofonte oppure si è allontanato per certi periodi? No, io nell'89 per motivi di lavoro sono andato in giro per l'Italia, al nord precisamente, fino all'inizio del 92. Che attività svolgeva in quel periodo? La vita normalissima, avevo un subappalto per quanto riguarda le fibre ottiche e ho lavorato in tutto Nord Italia. Aveva una società? Con la mia, sì, avevo una ditta individuale, facevo un subappalto per conto della Sielt, appunto, mi occupavo di fibre ottiche. Dove aveva sede questa sua società? Ad Altofonte. Lei era incensurato in quel periodo, quindi 89-92? Sempre incensurato fino alla data del mio arresto. Ma prima, quindi in questo lungo arco temporale, dall'80 all'89, lei aveva commesso reati per conto di Cosa Nostra? Sì. Che tipo di reati aveva commesso? Partecipato e commesso omicidi per conto del mandamento. Omicidi, ho capito, giusto? Senta, lei ha detto che è stato appunto nel nord Italia fino agli inizi del 92. Poi che cosa è accaduto? Si aggrava mia mamma che era malata, muore nel gennaio del 92, ricevo la visita di Bagarella e mi convincono a ritornare appunto a Palermo. E così ho imbarcato i mezzi, che appunto mi occupavo di escavazione, avevo camion e escavatori e sono tornato a Palermo.
quindi il suo rientro è nei primi mesi del 92 o più avanti nel 92? No, io non l'ho compreso bene, può essere più preciso. Sì, allora da dicembre dovevo ultimare dei lavori e ho continuato a lavorare fino a febbraio-marzo. Quando ho ultimato i lavori ho imbarcato i mezzi e sono tornato definitivamente marzo del 92. Marzo del 92. Senta, chi è Bagarella che la contatta, soprattutto se lei lo conosceva da prima, una volta che era rientrato per i problemi di salute di sua madre? Allora, Bagarella di Colleone, cognato di Totorrina, faceva parte appunto a un gruppo molto ristretto e io non ne ho sentito parlare ma mai conosciuto prima da allora, anche perché era stato in carcere, lui non ha avuto mai, non c'era stata mai questa conoscenza prima di allora. Ecco, e quindi quando Bagarella, dove è venuto? A casa sua ad Altofonte, di sua madre? Dove vi siete incontrati, dico? Mi è venuto a trovare a casa mia, ad Altofonte. Ma lei lo aveva già visto ad Altofonte in precedenza o proprio è stata la prima volta quella in cui ebbe a vederlo? Allora, quel periodo lui era ad Altofonte e mi ricordo che qualche giorno prima, quel periodo prima, quando ho cominciato a scendere, l'ho visto a Rabottone, in località Rabottone ad Altofonte, di proprietà di Santino Di Matteo. Ho capito, ma per lei fu una sorpresa questa visita di Bagarella e che cosa le disse Bagarella per invitarla a rientrare in Sicilia? Io ho trovato un Brusca cambiato e assieme a Bagarella, in presenza di Nino Gioè, mi hanno detto: ma perché non torni? Qua il lavoro non manca. Doveva partire un lavoro, la diga di Colleone lì, un lavoro grosso, dice: ritorna che qui il lavoro non manca. Mi sono convinto e sono ritornato in Sicilia. Può spiegare cortesemente alla Corte che cosa intendeva dire "ho trovato un Brusca cambiato"? Cambiato perché io uno dei motivi perché mi sono allontanato, perché avevo avuto una discussione col padre, con Bernardo Brusca, e al che ho trovato il lavoro fuori, ho chiesto il permesso appunto a Giovanni Brusca e sono andato a lavorare fuori. E in che cosa era cambiato Brusca quando lei lo incontra nei primi mesi del 92? Appunto, assieme a Bagarella mi ha convinto: scendi che qua non manca il lavoro, poi ci vediamo domani, perché non vieni, perché non fai. Abbiamo iniziato di nuovo, a parte che io mi sentivo sempre con Gioè, e anche lui, che sia io sia il Gioè avevamo avuto appunto questo discorso che con Bernardo Brusca, e lui era ritornato in mezzo di nuovo con Cosa Nostra, e anche il Gioia mi ha convinto a scendere, che mi diceva che hanno bisogno di noi, scendi, stati qua, e così è successo. Senta, ha detto: io mi sentivo con Gioè, cioè si sentiva con Gioè anche in questo arco temporale, quindi dall'89 al 92? Sì, ci sentivamo telefonicamente, e poi quando scendevo quelle poche volte, alla fine parlo del 91-92, che venivo più spesso, ci vedevamo con Gioè. E Gioè la aggiornava sulle vicende interne di Cosa Nostra in quel periodo, quindi soprattutto 91, inizi 92, in occasione di queste telefonate o contatti personali? Sì, mi faceva capire che era di nuovo in mezzo, che l'avevano chiamato per commettere omicidi, e sapeva un po' tutto di quello che stava succedendo
quel periodo. Lei ebbe quindi ad intrattenere con il Gioè un rapporto intenso in quel periodo, ma anche poi successivamente? Sì, sempre, continuamente, fino alla data del mio arresto. Senta, lei ha detto che dovrebbe essere rientrato in Sicilia nel marzo del 92. Ricorda se il suo rientro è avvenuto prima o dopo l'omicidio dell'onorevole Lima? Sono sceso definitivamente. In quel periodo lei con quali soggetti, in particolar modo di Cosa Nostra, aveva rapporti? Quindi... Da quel momento in poi, sì, con tutti, con le famiglie di Trapani, Catania e Palermo, perché ho cominciato a fare parte di e ci spostavamo continuamente fra la provincia di Trapani e Catania. Questo gruppo di 5 persone mi aver indicato, eravate sempre insieme, insomma? Eravamo sempre insieme, sì. Senta, un'altra circostanza, in questo periodo fu coinvolto in attentato, ovviamente? Continuamente, sì, allora continuamente, cominciando mi sono trovato in mezzo alla preparazione della strage di Capaci fino appunto alla data del mio arresto avvenuto a Pano, il 23 marzo. Lei ebbe a partecipare in questo arco temporale alla strage di Capaci, ma anche ad altri omicidi? Sì, allora di quelli che ricordo, dopo la strage di Capaci, con l'uccisione di Vincenzo e la fidanzata, l'omicidio di Salvo, e adesso questi sono quelli più importanti, e poi a tempo pieno, da marzo 92 a marzo 93 a tempo pieno, giorno e notte eravamo insieme. Senta, visto dice che era sempre insieme a queste 4-5 persone, per le quali poi ci furono questi gravissimi delitti, parlo di Capaci, parlo dell'omicidio Salvo, ebbe a comprendere le ragioni, le motivazioni sottese a questi delitti gravissimi? Era appunto la sentenza che c'era stata in Cassazione nel 91, dove avevano confermato il teorema Buscetta, confermate le condanne, e da allora si è partita con questa strategia. E questa strategia, innanzitutto io volevo comprendere una cosa, la sentenza poi della Cassazione del Maxi era, o meglio, fu una sorpresa per persone, quindi Bagarella, Brusca, con cui lei era quotidianamente a contatto, oppure era attesa come esito, ovviamente? Come esito c'era sempre ottimismo, almeno quello che si diceva, per non mettere paura alle persone che erano già state condannate o quelli che erano in attesa di giudizio. C'era ottimismo nell'aria, però in realtà, perché forse qualcuno aveva promesso che andava meglio, ma poi le cose sono andate male, allora si è incominciato con questo tipo di strategia. Ma questa strategia era finalizzata a cosa? Aveva degli obiettivi precisi? Io posso parlare dell'attentato alla giudice Falcone, che era sempre stato un nemico, era stato un po' mai una decisione presa realmente. Poi al momento in cui si è deciso, infatti, si è preparato ed è riuscita così come si voleva. Poi si è continuato col giudice Borsellino e la preparazione al giudice Grasso, al dottor Piero Grasso, che ho saputo dopo che si trattava di lui, a Monreale. Mi perdoni, signor La Barbera, mi scusi se la interrompo, ma la interrompo su questo aspetto, l'approfondiamo. Io le ho fatto una domanda precisa.
lei ha partecipato a delle riunioni in cui furono stabilite quali erano gli obiettivi di queste azioni delittuose, se c'erano delle persone in particolar modo e se sì chi erano queste persone? Allora, eravamo continuamente in contatto, qualche volta, intanto non decidevo io soltanto ascoltavo, qualche volta se ne parlava in mia presenza, qualche volta mi riferiva a Gioè, come del fatto della strage di Capaci l'ho saputo gli ultimi giorni che si trattava appunto del giudice Falcone, c'è quando capivo perché i discorsi si facevano con me davanti, c'è quando me li raccontava Gioè. Bene, ritorno sul tema perché evidentemente non sono chiaro. Lei ha compreso le ragioni dell'omicidio dell'onorevole Lima, a cui non ha partecipato, ma anche le ragioni dell'omicidio di Salvo, a cui ha partecipato. Allora, Salvo, per dare, intanto si doveva dare una lezione allo Stato, quindi tutti quelli che avevano promesso qualcosa e non l'avevano mantenuta si dovevano uccidere. Poi c'è stato nell'estate del 92 tutti i mandamenti, almeno con quelli che ci confrontavamo, compreso Catania, si dovevano tante cose, a chi si è incendiata la casa, anche a forze di polizia, a poliziotti che magari non c'entravano niente, o comunque c'era questo ordine che bisognava usare questo tipo di strategia. Senta, lei ha detto che c'erano delle persone che non avevano mantenuto le promesse. È in grado di indicare alcune di queste persone e quali erano le promesse non mantenute? Le promesse che sicuramente, come sempre, in Cassazione si sperava qualcosa di buono, come era successo nei tempi passati. Questo non è successo e quindi si è deciso per fare questi omicidi, attentati e quant'altro, appunto l'importante è che si andava contro lo Stato e contro quei politici attuali che erano quel periodo. E chi erano, se lei ha sentito i politici da colpire? Ma intanto la democrazia, con tutti i vari Lima e persone che avevano ricevuto voti da Cosa Nostra. Infatti mi ricordo che già nell'86 nell'87 si era mandato un segnale, nell'ambiente di Cosa Nostra si è cominciata a girare la cosa che dovevamo votare il Partito Socialista, quindi Martelli quel periodo. Quando lei ha detto innanzitutto la democrazia... Scusate, buongiorno da Parma. Buongiorno da Parma. Do atto della presenza dell'imputato Cina Antonino, nato a Palermo il 28/4 del 1945. Va bene, diamo atto a verbale. Signor Presidente, chiedo scusa da Milano. Sì. Do atto della presenza dell'avvocato Federica Coppi del Foro di Firenze, quale sostituto dell'avvocato Luca Cianfaroni. Allora diamo atto a verbale. La saletta è aula di udienze, si sta a capo scoperto. Va bene, procediamo. Dicevo, signor La Barbera, lei ha detto innanzitutto l'obiettivo era la democrazia. Eravamo già in un sistema democratico. A che cosa si riferiva? Quando ha detto la democrazia, poi ha fatto il nome di Lima. Ad un partito, immagino.
Sì, il Partito Democrazia Cristiana in cui si è sempre... Senta, e Lima e Salvo erano tra le persone che devono essere colpite per quelle ragioni che ha indicato? Sì. Senta, lei ha appreso chi è che aveva stabilito, deliberato questa strategia di attacco in Cosa Nostra? L'ordine veniva sempre da Totorrina, non so se altre persone assieme a lui erano d'accordo oppure no, comunque a noi lo riferiva Bagarella, che faceva da ambasciatore, e poi si facevano i fatti, il gruppo si dava da fare per quello che si era deciso, insomma. Senta, ma Rina in quel momento, siamo negli inizi del 92, che ruolo aveva in Cosa Nostra? A me riferivano che lui decideva quello che si doveva fare. Ho capito. Senta, lei quando è rientrato in Sicilia, quindi dal marzo del 92 e successivamente, ha sentito mai parlare di Bellini? Sì. Può riferire ne ho sentito parlare. Prego. Ne ho sentito parlare e sono stato presente ad un incontro con Gioè, presenza che Bellini non sapeva, ero dall'altra parte di un'altra stanza io. E allora, chi è questo Bellini? Allora, Bellini è un ex detenuto che era in carcere a Sciacca con Gioè, dove era detenuto sotto falso nome, cioè era stato arrestato con altri documenti, quindi ha scontato un periodo di carcere, almeno così si diceva, e quindi c'era sempre, almeno così mi diceva Gioè, perché i contatti ce l'aveva Gioè, che poteva essere all'inizio, si pensava, un infiltrato o addirittura qualcuno dei servizi segreti. Ci sono stati diversi contatti, fra cui solo una volta, deciso da Brusca, c'ero sia io che il Di Matteo in un'altra stanza ad ascoltare, insomma, quello che stavano dicendo Gioè e Bellini. Un attimo, ritorniamo ovviamente su questo episodio. Volevo che lei offrisse alla Corte ulteriori elementi di identificazione di questo Bellini. Era siciliano? Di dov'era? Originario, ovviamente. Allora, se non ricordo male era della zona di Reggio Emilia o comunque emiliano, se non ricordo male, era proprietario o comunque gestiva un albergo con la moglie e spesso si recava appunto in Sicilia. Non so se era solo per frequentare a Gioè o qualche altro, non lo so. Lei ha indicato una circostanza, ovvero che il Bellini era stato arrestato con un falso nome. Lei ricorda qual era questo falso nome? No, se non mi ricordo male mi racconta Gioè che era stato arrestato in Spagna e allora me l'ha detto il nome, sapeva il nome e cognome, non so se aveva documenti spagnoli perché mi sa che conosceva più lingue e comunque almeno il racconto di Gioè era questo qua, che è stato arrestato e il periodo di detenzione l'ha fatto su quei documenti che aveva. E allora, signor Labermera, per sollecitarle il ricordo dal verbale di interrogatorio della Procura della Repubblica di Firenze del 3 marzo del 1994 per i difensori, pagina 3 verso la fine, quando ebbe a dichiarare: tornando al Bellini, ricordo che Gioè diceva che questi aveva vissuto sotto il nome di Da Silva ed era stato arrestato sotto questo nome.
ricorda questa circostanza? Sì, lo confermo, siamo in un periodo più vicino e quindi la memoria, confermo quello che ho detto allora. Benissimo, quindi il nome da Silva. Senta, ma questo Bellini, per quanto le raccontò Gioè, di che cosa si occupava? Lei ha detto che parlava molte lingue, ma che attività svolgeva? Era esperto in qualcosa? Sì, allora, l'attività, ripeto, mi sa che raccontava, almeno diceva che c'aveva questo albergo. Lui il motivo che cercava Gioè era perché aveva contatti con un generale dei carabinieri che era incaricato al recupero di arte e era interessato ad alcune ad alcuni quadri, alcune statue, non so, antiche che si trovavano che erano scomparse in Sicilia, o per meglio dire nella zona di Palermo-Trapani, e lui era interessato a recuperare queste arti. Opere d'arte. Quindi, senta, e il Gioè si rese disponibile a questa richiesta avanzata dal Bellini? Allora, il Gioè ha ricevuto delle foto con queste opere che aveva bisogno di rintracciare il Bellini, e quando ha portato queste foto tramite pure Matteo Messina Denaro c'era la possibilità di qualcuno a riaverla, e in cambio mi ricordo che si è discusso appunto il fatto che cosa poteva dare in cambio questo generale, e da lì è partita la trattativa. Senta, ecco, ora vediamo, ricorda il periodo in cui vi fu il contatto Bellini-Gioè, quando fu avviata questa trattativa? Guarda, di sicuro siamo dopo la strage di Capaci, perché impegnati per la strage di Capaci il Gioè rimandava. Dopo di ciò si è cominciato ad avere contatti più frequenti appunto con il Bellini, quindi siamo dopo maggio 92. Io procedo ad una contestazione vediamo, per aiutarla nel ricordo. Dal verbale del 14 aprile del 94, verbale di interrogatorio reso dal signor La Barbera alla Procura della Repubblica di Palermo, nella seconda pagina, dove ebbe ad indicare questa prima presa di contatto: ritengo sia avvenuta nel mese di maggio 92, non posso dire se prima o dopo la strage di Capaci. Sono sicuro dell'indicazione del mese di maggio 92. Fermo, dottor Del Bene. Va bene, quindi siamo... Conferma, però lei oggi ci ha detto che è certo che sia dopo la strage, Bravissimo. che sia avvenuta dopo la strage di Capaci, mentre in quella dichiarazione... Allora, come... Prego. Sì, signor Presidente, mi spiego meglio. Allora, i contatti veri e propri, cioè la trattativa con queste opere d'arte e cose varie, è avvenuta dopo la strage. Cioè lei si riferisce a queste prima fotografie, c'è stato... le fotografie che le furono recapitate in sostanza? Sì, siamo dopo la strage di Capaci, sì. Dopo la strage di Capaci. E invece prima della strage cosa può essere accaduto? Se lo ricorda, ovviamente. C'era qualche contatto, almeno così mi ha raccontato, perché io ero all'inizio che ero arrivato. Il Quindi contatto contatti, lei intende, sempre tra con Gioè, contatti tra Gioè e Bellini? Gioè e Bellini, perché io appunto ancora non c'ero, soltanto dal racconto. Poi invece dopo il maggio sono stato presente. Va bene. Prego, pubblico ministero. Grazie. Senta, signor La Barbera, ma questi contatti tra Gioè scusatemi, e Bellini avvenivano in che maniera? Qual era il mezzo attraverso il quale si contattava?
Allora, lui aveva il numero del telefono fisso intanto all'inizio di casa di Gioè. Dopo usavamo, come non mi ricordo se è proprio quello il periodo, sono cominciati ad arrivare dei telefoni che erano clonati, quindi le frequenze sono state tramite cellulare dopo. Ci può spiegare? Sono arrivati dei telefoni clonati, che significa? Qualcuno deve averli messi a disposizione vostra, di Bellini? Allora, il Bellini non so, io sto parlando del gruppo nostro, quando abbiamo trattato delle armi, assieme alle armi appunto mi avevano parlato di questi telefoni che funzionavano allora, che si potevano clonare avendo i numeri seriali, erano telefonini contraffatti usando delle utenze di altre persone. E quindi Gioè, usando una di queste utenze, contattava il Bellini? Gioè sicuramente sì, il Bellini non so dove le telefonava Gioè, non lo so. Senta, lei ha parlato sicuramente di una presenza di Bellini, ma per quanto le ha raccontato Gioè, il Bellini veniva spesso, occasionalmente? Ma guardi, dopo che ha portato queste foto, quindi per ogni risposta e comunque per tenerci in contatto, dopo che c'è stata appunto la decisione che si potevano avere queste opere, poi c'è stato un periodo che è venuto più frequentemente, ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, comunque veniva spesso in Sicilia. E lei ha conoscenza dove sostava, dove in realtà risiedesse Bellini nel corso di queste visite? Allora, lui faceva tocco e fuggi, nel senso, all'inizio mi diceva a Gioè che lo raggiungeva verso Bonfornello, verso Cefalù. Quando le cose si sono fatte un pochettino più, Cosa Nostra era interessata a fargli avere queste opere d'arte per avere in cambio qualcosa, è venuto, ripeto, veniva al rifornimento di benzina che era gestito da Gioè, o veniva addirittura a casa, quando quell'unica volta che ero presente io. Ora arriviamo a questo specifico episodio. Lei ha detto che dopo i primi contatti fu avviata una trattativa. Chi è che trattarono? Allora, il Gioè, come al solito, non faceva niente se non riferiva a bagarelle e a Brusca. Quando se ne è parlato appunto con Matteo Messina Denaro e si potevano avere queste opere, è stato deciso di chiedere al Bellini se su Generale aveva la possibilità di fare andare qualche persona da loro è decisa di andare agli arresti ospedalieri. Senta, e il Bellini prego. Mi ricordo che quando è tornato, fatemi qualche nome e vediamo cosa possiamo fare. E io ora le chiedo, lei ricorda i nomi indicati e comunicati al Bellini dei soggetti da far eventualmente andare agli arresti ospedalieri? Subito gli si è chiesto intanto per 2 o 3 persone, mi ricordo che era Pippo Calò, Madonia e Bernardo Brusca. Ne ricorda anche degli altri? Non mi ricordo adesso, dottore. E allora io, per sollecitarle il ricordo, do lettura del verbale di interrogatorio del 14 settembre 2012 reso alla Procura della Repubblica di Palermo, a pagina 28 per le difese, ove ebbe a indicare 4-5, leggo testualmente, 4-5 nomi pesanti tipo Pippo Calò, Giuseppe Giacomo Gambino e poi i nomi che ha indicato.
Ricorda anche quindi questa indicazione di Giuseppe Giacomo Gambino? Sì, mi ricordo e confermo. Bellini che risposta portò dinanzi a questa indicazione di questi nomi, lei qua ebbe a dire pesanti? Il Gioè, quando è rientrato dopo che ha incontrato il Bellini, dice sono nomi abbastanza pesanti, ma vediamo quello che si può fare. Comunque, che ricordo io, non si è fatto niente poi. Senta, ma possiamo collocarlo temporalmente questo, o era forse la prossima domanda? era questa la domanda. Va bene, allora. In che fase siamo, in che periodo siamo? Arco temporale, è in grado di individuarlo? Guardi, se ci sono delle dichiarazioni di allora, comunque la frequenza c'è stato fino, ma almeno poi è andato un po' a scemare, un po' di meno, ma fino alla data del mio arresto c'erano sempre contatti con il Bellini. Questo in particolare dei nomi che si sono fatti, mi ricordo estate 92. Senta, e Gioè le Scusate, disse... anche qui non so se questo è oggetto della domanda, ma estate 92 possiamo quantomeno collocarlo con riferimento alla strage di Via D'Amelio? Quindi sapere se lo ricorda, se sia stato prima o dopo, precisando anche meglio per esempio questi nomi da chi furono fatti, lei da chi li apprende questi nomi, Calò, Madonia e gli altri? Allora, sia il Brusca che il Bagarella l'hanno detto in mia presenza, comunque andava a riferire al Bellini sempre Gioè, comunque c'ero io presente. Quindi la fonte, l'indicazione viene da Brusca e Bagarella. Ricorda, riesce a essere più preciso, ricorda se questi nomi furono fatti prima di Via D'Amelio o dopo Via D'Amelio, visto che ha parlato di estate del 92? Guardi, signor Presidente, fino a settembre, quando è successo l'omicidio di Ignazio Salvo, sono sicuro che fino a settembre è durata sta trattativa. Ma la prima, io mi riferivo all'inizio, il momento in cui Brusca e Bagarella fanno questi nomi, cioè vengono a dire al Gioè, suppongo che lei era presente, proponi a Bellini di... Quando avviene questo? Siamo fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, quindi maggio-giugno. Senta, signor La Barbera, e fu Gioè a riferirle che Bellini parlava di un generale, diciamo che era dietro l'iniziativa di Bellini? Comunque a me lo riferiva sempre Gioè. E indicarle a quale realtà forza appartenesse questo generale, o meglio il Bellini indicò al Gioè a quale forza di polizia apparteneva il generale? Generale dei Carabinieri. Un generale dei Carabinieri. Senta, come dinanzi all'indicazione quindi di questi 5 nomi, quale fu la risposta di Bellini? L'ha già detto, credo, Presidente. Risponda. Sì, allora all'inizio si è preso i nomi e se n'è andato. La risposta è quello che, ripeto, non ci siamo ritornati sull'argomento, ma non è successo niente perché loro sono rimasti in carcere e opere d'arte non ce ne abbiamo consegnate, quindi che io sappia, a mia conoscenza, non è avvenuto. Senta, questi nominativi che Gioè comunicò al Bellini furono comunicati
per quanto è a sua conoscenza, oralmente, oppure magari era stato redatto un appunto? Signor Presidente, è una domanda suggestiva. Chiediamo come furono comunicati, se lo sa. Guardi, si tratta di 5 nomi, quindi si era ricordato, io cose scritte non ho visto, ma almeno in mia presenza soltanto oralmente. E le risposte di Bellini erano in tempi rapidi oppure trascorreva un certo lasso di tempo? Guardi, ripeto, si prendeva 10-15 giorni e si ritornava all'appuntamento. Questi erano i periodi. Quindi lei non ha saputo poi di fatto se c'era stata una risposta poi su questi 5 nomi, si poteva fare o non si poteva fare, cioè portarli agli arresti ospedalieri o meno. Presidente ha già risposto. Io insisto. Sì, ma Presidente, io... Sì, ha già risposto, ma in maniera, devo dire, effettivamente alquanto generica. Quindi se spiegasse un poco meglio come si esaurisce nel settembre del 92 questa richiesta, sarebbe certamente utile. Guardi, che ci fu mai una risposta interlocutoria, in sostanza, da parte di Bellini, per conto di altri o direttamente, a proposito di questa richiesta? Oppure viene abbandonata? Sì, allora... E perché viene abbandonata? Perché voi non date le opere d'arte o per altre ragioni? Se lo sai, no, perché no, che io sappia non c'è stata una risposta sicura che si potevano ottenere appunto gli arresti ospedalieri, perché c'è stata una trattativa che si può fare. Allora il Bellini, quando ritorna a dare la risposta dopo che ha parlato con chi doveva parlare, dice forse, possibilmente si possono tramite accusare qualche malattia avere in un primo momento gli arresti come si faceva una volta, gli arresti ospedalieri, dopodiché vediamo. Di sicuro di fatto non è successo avere gli arresti ospedalieri queste persone, quindi che io sappia non è successo. E Bellini ebbe a dare questa risposta su propria iniziativa o per conto di qualcun altro? Sempre per conto di qualche altro, si prendeva, infatti adesso mi sto ricordando, prima ha detto vediamo cosa si può fare, poi è stato proprio lui a dire ma eventualmente guarda l'alternativa è questa qua, accusare qualche cosa di malattia e in un primo momento andare agli arresti in ospedale e poi piano piano vediamo che cosa si può fare. E lì poi non è successo più niente, almeno che mi riguarda. Ma la richiesta iniziale da parte appunto di Gioè fu quella allora degli arresti domiciliari? Si tentava al meglio, quindi si chiede di più per avere di meno, quindi in un primo momento arresti domiciliari. Più preciso, la Barbera, scusi, perché lei all'inizio ha parlato di arresti ospedalieri. Ora in effetti da questa alternativa che vi avrebbe comunicato Bellini sembrerebbe invece che la richiesta iniziale fosse diversa. Può essere più preciso? Cioè cosa fu chiesto all'inizio da voi, quindi da Brusca e Bagarella, vi fu comunicato e poi quindi la successiva richiesta, la successiva risposta di Bellini? Sì, signor Presidente, c'ha ragione, però visto che ne sto parlando, siccome sono passati pure 20 anni, quindi piano piano, no, all'inizio c'era la tentazione di andare agli arresti domiciliari, poi la cosa, quando sono ritornati a vedersi, viene a riferire il Gioè che si può ottenere gli arresti ospedalieri, quindi sono in diversi tempi. Senta, veniamo allora a questo incontro Gioè-Bellini dove
c'è anche la sua presenza, ce lo può spiegare innanzitutto dove avviene, in che periodo siamo? Allora, proprio quando doveva comunicare questi nomi, il Brusca gli dice fatelo venire a casa, così insomma capisce che è una cosa seria. Infatti mi sa che gli dà appuntamento sempre alla pompa di benzina e lo porta a casa di Gioè, che è situata al centro di Altofonte, è divisa in diversi piani, e lui era sul primo piano Gioè con Bellini, e al secondo piano stavamo io e Di Matteo. E che cosa ascolta lei unitamente al Di Matteo? E questo discorso di comunicare i nomi e quale poteva essere... Chiedo scusa da Milano, sì. L'imputato Torrino si allontana momentaneamente, si reca un attimo in bagno. Vabbè, prendiamo atto. Allora, Prego, che ebbe modo di ascoltare? Ricorda? Appunto, sì, si ci dovevano comunicare i nomi di cui, se si poteva fare qualcosa, comunicare i nomi di queste persone. E senta, Gioè poi ebbe a riferire di questo incontro e dell'esito di questo incontro a qualcuno, e se sì a chi? A Brusca e a Bagarella. A Brusca e Bagarella. Poi dopo intervenne... Ma può spiegarci perché si organizzò, perché lei andò ad ascoltare senza farsi vedere, c'era Di Matteo? Spiega un po' meglio le ragioni di questa... Sì, signor Presidente, sì. Allora, le ragioni sono... Con l'occasione, scusi, anche perché anche su questo mi pare non è stato molto preciso, se lei, quindi dall'altra stanza, da sopra, poi ci spiegherà un po' meglio, ha ascoltato anche Bellini nel momento in cui vennero fatte quei nomi da parte del Gioè, eccetera. Guardi, signor Presidente, mi spiego meglio. Il fatto di portarla a casa di Gioè e di fargli capire che ci potevano essere altre persone era un modo, che magari non l'ho spiegato, per intimorirlo un po' e per fargli capire che, a parte che l'aveva capito, per intimorirlo e per fargli capire che è una cosa, insomma, che non si può scherzare, insomma, perché cioè era un attimo che se aveva in mente di prendere in giro noi, Cosa Nostra, non ritornava più a casa, cioè era un modo per fargli capire a qualsiasi momento lo possiamo prelevare e ammazzarlo se sbagliava o voleva fare qualche passo falso, oppure promettere delle cose che non poteva fare. Quindi è stato un modo per fargli capire che era una cosa seria, in questo senso, signor Presidente. Senta, e quindi mi ricollego alla domanda del Presidente, vi fu quindi un dialogo, un'interlocuzione tra Bellini e Gioè a fronte appunto delle indicazioni dei nomi di Gioè. Bellini che cosa rispose? Dice, ammazza, dice, non me l'aspettavo, dice, potevamo fare la prova con qualcuno un pochettino, un nome meno pesante, però comunque fammi parlare, dopodiché ci sentiamo e ti do la risposta. Ma scusi un attimo, la Barbera, quindi Bellini sospettava, sapeva, gli fu detto che c'erano altre persone che ascoltavano, perché volevo capire, lei aveva fatto riferimento a un certo effetto di intimidazione che intendevate ottenere. Bellini quindi sapeva che ci potevano essere altre persone ad ascoltare, che c'erano effettivamente? Ma non lo sapeva, ma era la prima volta che si portava in un'abitazione, mentre prima gli appuntamenti erano in posti pubblici, questa volta si è deciso di portarla appunto in un'abitazione, in una casa. Penso che sia stata l'unica volta, per fargli capire che e per vedere come reagiva,
come reagiva, se veniva o prendeva qualche scusa per non venire, perché bene o male non so se aveva capito con che cosa aveva a che fare, ma penso di sì, perché il nome di Gioè era saputo e risaputo in quel periodo, quindi sapeva, era un modo per dimostrargli che, per intimorirlo, come ho detto prima, per fargli capire appunto che era una cosa seria. Sì. Prego, se sempre sull'episodio, così lo chiudiamo. Sì, chi è che vuole intervenire? Signor Presidente, sì, Milano, è sempre Milano. Va bene, prendiamo Sì. atto che è rientrato. Le stavo dicendo un'altra cosa allora, invece lei ha fatto riferimento all'unica volta, ma lei quindi ha mai sentito, ha mai parlato con Brusca, sa se Brusca a sua volta abbia qualche volta sentito, così come ha fatto lei, il Bellini, abbia assistito, abbia partecipato o ascoltato qualche incontro di Bellini e Gioè? Non lo so, signor Presidente, questo non lo so. Non lo so. Allora, prego, pubblico ministero. Mi sono perso un attimo, aspetti, Presidente. Allora, dicevo, ecco, ma le fotografie erano già state consegnate dal Bellini, quindi, no, quando ci fu questo? Sì, ne ho parlato allora alla Procura, si trattava delle foto che già aveva consegnato prima. Quando poi si è presa la decisione cosa fare, se si potevano avere queste opere, dopo si è andato appunto a questo appuntamento. Lei ricorda se le ha mai viste innanzitutto queste foto? Sì, qualcuna le ho visto. Ricorda che cosa ritraessero? Allora, una che mi ha colpito di più si trattava di, che posso dire, un cane con la testa mozzata, che ci ho capito poco, poi si trattava di quadri che erano stati rubati, non so dove, sono stati rubati a Palermo, in qualche cattedrale, in qualche cosa, comunque erano opere di tutte. Qualcuna, il Matteo Messina Denaro dice che la poteva rintracciare, una in particolare appunto questa con sto cane con la testa mozzata, erano proprio fotografie. Ma Gioè capiva di arte? Chi? Gioè, Dottore? Gioè, l'interlocutore di Bellini. Ma più che capiva, secondo me gliel'ha spiegato lui di che cosa si trattasse, perché che ne capiva non mi risulta, poi non lo so. E non so se lei ebbe a sentire o comunque Gioè le parlò, le confidò se Bellini, oltre a parlare di quadri, statue, ebbe a riferire anche di monumenti. Ma di monumenti sì, mi sembra che qualche volta parlando col Bellini il Bellini capiva la situazione che c'era quel periodo, gli dava pure qualche sollecito, quello che realmente lo Stato dove tiene di più, quindi di monumenti, questo discorso ce l'hanno avuto il Bellini con Gioè. E allora io le faccio una domanda diretta su quello che lei ha detto. Bellini capiva quel momento, ovvero che cosa? Le stragi, poi non so, io ripeto non lo conosco, comunque capiva il momento. Già era successa la strage di Capaci, poi quella di Via D'Amelio, quindi sollecitava al Gioè, perché ne parlavano continuamente, dice queste cose che stanno succedendo non è controproducente, ne parlavano con Gioè e infatti il Gioè veniva a sfogare questa cosa, dice l'unico modo, dice ti immagini una mattina l'Italia si alza senza Torre di Pisa, e lì infatti si era già cominciata a studiare qualcosa come poteva avvenire per fare un attentato alla Torre di Pisa. Lei, utilizzo le sue espressioni, Bellini sollecitò Gioè, ma sollecitò in che senso?
dette delle indicazioni, non è chiaro? Dava delle indicazioni al Gioè, appunto facendo questi esempi, che per svegliarsi realmente lo Stato, fra virgolette, riportava questa espressione: una mattina non c'è più la Torre di Pisa in Italia, vedi se si può poi trattare con lo Stato. Sono dei consigli che dava a Gioè e Gioè poi riferiva. Quindi fu il Bellini ad indicare come eventuale obiettivo la Torre di Pisa? Sì, questo è stato uno dei discorsi che il Bellini faceva a Gioè. Uno, e ce ne furono indicati altri obiettivi per quanto a sua conoscenza? Quanto a mia conoscenza, questo ho assistito proprio, sentito da Gioè direttamente, poi altre cose, perché ce n'erano, insomma, poi cose che si stavano organizzando, non so se venivano appunto dal Bellini o sono idee che aveva il Gioè o qualche altro, non lo so. Senta, ma dopo la risposta di Bellini che si trattava di nomi troppo pesanti, eccetera, eccetera, si è insistito, meglio, Gioè ha insistito per qualche soggetto in particolar modo, non più per 5 ma riducendo il numero, per qualcuno di questi? Lei ricorda se ci fu un'insistenza da parte, diciamo, vostra nei confronti di Bellini in relazione ad alcuni di quei soggetti? Mi sa che dopo, quando mi ha detto un po' esagerato, insomma, queste 4 o 5, cioè almeno cominciamo con qualcuno e vediamo se si può fare lo scambio. Mi sembra che poi si sono soffermati su Bernardo Brusca, intanto proviamo, mi sembra di ricordare così. Su Bernardo Brusca, e per Bernardo Brusca Gioè propose, oppure lo propose Bellini, di trovare quale soluzione? La soluzione ultima che ho sentito io era quella appunto di accusare qualche malattia, e lui si sarebbe interessato a farlo andare agli arresti ospedalieri. E come si è esaurito anche questo, diciamo, tentativo limitato a Bernardo Brusca? Ci fu una risposta di Bellini? Io poi non lo so se è stato, perché adesso è passato tanto tempo, dottore, io adesso non mi ricordo se addirittura c'è stato un rifiuto da parte nostra o da parte comunque di Brusca o Gioè, nel senso che dice vabbè, arresto ospedalieri per poi andare a casa, o tutto finisce lì. Io non mi ricordo adesso di preciso, comunque è sfumato perché non è avvenuto. Senta, ma Bellini aveva compreso Gioè a nome di chi agiva? Aveva compreso il Bellini? Sì, chi c'era dietro Gioè? Sì, vabbè, Gioè non si permetteva a fare il nome di nessuno, però credo che qualcosa l'abbia capito, non è che veniva, anche perché il Gioè si prendeva tempo, non è che mai rispondeva se prima non ne parlava con Brusca e Bagarella. Ho capito. Senta, lei, io l'ho interrotta a un certo momento, stava riferendo che sempre in quel periodo, ora sarà decisamente più analitico, ci furono dei tentativi, o meglio, tra gli obiettivi, mi perdoni, tra gli obiettivi lei ha indicato il dottor Grasso. Ora, io volevo chiederle, e ritorno a questo, se
fra gli esponenti politici, lei ha indicato l'onorevole Lima, vi erano altri obiettivi di quella strategia di cui ha parlato qualche minuto fa. Livello... Devo rispondere sul dottor Grasso o solo su qualche politico a mia conoscenza? No, io mi sono riagganciato al dottor Grasso, ma la domanda riguarda i politici. Riguarda i politici eventualmente se di livello nazionale o locale. Allora, io mi recavo spesso da Salvatore Biondino per portare ambasciate o comunque per riceverle, e una sera che mi sono recato per altre cose, il Salvatore Biondino mi dà un'ambasciata da comunicare a Bagarella dicendo gli si può portare, gli si può prendere quel vino lì in via, che adesso non mi ricordo, allora l'ho verbalizzato, e poi ho saputo che proprio lì c'era appunto, non so se l'abitazione o la segreteria dell'onorevole Mannino. E allora, cominciamo dunque da questa vicenda, l'ha introdotta lei. Chi è Salvatore Biondino? Per quale ragione lei va da Salvatore Biondino e in che periodo siamo? Allora, io ho conosciuto il Salvatore Biondino, che è l'autista che è stata arrestata appunto con Totorrina, e dopo l'ho conosciuto durante la strage di Capaci, l'ho frequentato fino alla data del mio arresto. Nel periodo dopo la strage di Capaci andavo spesso, ero autorizzato ad andare spesso a casa sua, proprio nell'abitazione, ripeto, a portare ambasciate o andarla a prendere, quindi mi recavo spesso da Biondino. E come mai andava lei? Andavo io in quanto persona incensurata, che facevo parte del gruppo, e potevo andare liberamente, fra virgolette, comunque ci andavo. La sera quando faceva buio ci andavo spesso. Ci andava spesso. Biondino ricopriva un ruolo particolare in Cosa Nostra in quel momento? In quel momento era uno che prendeva decisioni, e uno che si prendeva le responsabilità, comunque come punto di riferimento a Palermo era lui, Salvatore Biondino. Punto di riferimento di chi? Di Totorrina. Ritorno alla domanda, forse le è sfuggito. In che periodo siamo quando lei si reca a casa di Biondino e vi è questa comunicazione tra voi due? Stiamo parlando di questa comunicazione, siamo alla fine del 92 o addirittura giorni prima dell'arresto, quindi siamo all'inizio del 93 per questa comunicazione. Per altre cose ci sono andato tutto l'anno, saltuariamente, ma tutto l'anno ho frequentato la casa di Biondino. Ma gli altri incontri, le altre frequentazioni non hanno avuto riguardo a questo fatto specifico del vino, cioè l'episodio del vino è riferibile a questo arco temporale, giusto? Sì, siamo alla fine, a una data antecedente del mio arresto, quindi siamo l'ultimo periodo che mi trovavo libero a Palermo. Ho capito. Senta. Beh, forse qua sui tempi, perché lei ha detto che è stato arrestato marzo del 93. È così? Io sono stato arrestato a marzo, questo discorso dell'onorevole Mannino siamo fine 92, inizio 93, poco tempo prima di essere stato arrestato. Di essere stato arrestato Biondino o lei? Biondino evidentemente. Io. Lei? No, è il Biondino, siamo a gennaio, certo, siamo a gennaio 93, quindi fino a giorni prima. Quindi evidentemente fino a giorni prima del 15 gennaio, se lei incontrava Biondino saremmo prima del 15 gennaio. Certo, perché a parte che ero presente lì, che la mattina dell'arresto ci doveva essere un incontro, quindi fino a quella mattina, fino a qualche giorno prima l'ho frequentata Biondino. E questo incontro
risale al 93 o al 92? Cerchi di fare almeno uno sforzo di memoria sotto questo punto di vista. Allora, siamo fine 92 e inizio gennaio, siamo proprio gli ultimi giorni che c'era in giro Biondino. Senta. Senta, signor La Barbera, bisogna darle atto che in diversi interrogatori, e questo mi riferisco alle difese, vedo di essere preciso in ordine cronologico, del 25 gennaio 94, 24 settembre del 97, 20 marzo del 98 ha riferito orientativamente questa indicazione temporale. Però, signor La Barbera, nel verbale di interrogatorio del 14 settembre 2012, reso alla Procura della Repubblica di Palermo, pagina 3, proprio le prime 2 righe troveranno i difensori, ebbe ad indicare, leggo testualmente: sì, una sera mi reco, adesso lo potrei collocare su, a cavallo fra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, o subito dopo, comunque. O subito dopo Via D'Amelio, dice il pubblico ministero, La Barbera, o subito dopo potrebbe sì. E allora, signor La Barbera, è in grado? Sì, la domanda ovviamente, Presidente, è riferita al fatto specifico. Questo episodio del vino, per così dire, per individuarlo. Quindi La Barbera ha compreso, in sostanza il pubblico ministero le sta rappresentando che in un interrogatorio appunto più recente, del 2012, lei ha fatto riferimento a un periodo diverso rispetto a quello che lei ha invece indicato sia in precedenti interrogatori sia anche oggi, cioè questo è la fine del 92. Lei riesce a essere un po' più preciso facendo mente locale, per esempio se si trattava periodo estivo, come era vestito, dove è avvenuto questo incontro? L'ha detto a casa di Biondino, mi pare. Cerchi di fare mente locale. Allora, a casa di Biondino, guardi, se l'ho dichiarata allora che avevo la mente più fresca, diciamo, confermo quello che ho detto allora, però voglio fare presente a questa Corte lei allora che ci sono andato per Lei, scusi, allora, quindi parliamo del 94, sembra che abbia detto, non è stata letta quel passo di interrogatorio, ma abbia parlato sempre della fine del 92. Quindi lei conferma oggi questo, fine del 92? O addirittura inizio del 93, adesso io non so esattamente. Esattamente, sì, dice sì, ottobre-novembre 92, testualmente. Ecco. Il difensore. Dico questo perché in ordine di tempo, visto i fatti che sono successi, perché ci sono andato per andare a ritirare i telecomandi, si stava organizzando l'attentato al dottor Grasso, oggi ecco, mi ricordavo che era uno degli ultimi fatti. Scusi, La Barbera, faccia riferimento quindi a questa preparazione per l'attentato al dottor Grasso. L'episodio in cui lei ha parlato del vino è successivo o antecedente? Che mi ricordo io adesso, successivo quasi contemporaneamente, quando è fallito l'attentato al Grasso, quindi siamo ottobre-novembre, che mi ricordo io, comunque dopo la strage di Via D'Amelio. Ottobre-novembre. E allora, il pubblico ministero può procedere. Senta. Forse possiamo riprendere, forse è andata via l'eco. Senta, lei ha detto che questo vino doveva essere portato in una strada della città di Palermo. Ricorda questa circostanza? Ricorda qual era allora, la circostanza? Posso parlare? Prego. Ecco, allora, la strada l'ho individuata, cioè allora sapevo il nome, adesso non me lo ricordo, perché nella stessa strada c'era un'associazione di cooperative di cui andavo
ci andavo spesso quel periodo e quando ho fatto le prime dichiarazioni l'ho dette ai magistrati, adesso non me lo ricordo qual era la strada. Prima di procedere a una contestazione, perché sennò poi diamo lettura di quella che sarà la domanda che le pongo ora, le disse anche il giorno in cui questo vino doveva essere trasportato? Se l'ho detto allora nelle dichiarazioni di allora, adesso non mi ricordo, dottore. E allora, procedo ad una contestazione per quanto riguarda, Presidente, le due circostanze, il giorno e il nome della strada. Procediamo. Dal verbale di udienza dibattimentale dinanzi alla seconda sezione del Tribunale di Palermo, processo a carico dell'onorevole Mannino, udienza del 24 settembre 1997, pagina 122 per le difese. Allorquando ebbe a dire: il Bagarella mi ha detto di far sapere al biondino che il venerdì seguente, e cioè non mi ricordo se era lunedì o martedì, e quella persona fra le 5 e le 5 e mezza era lì in via Ventura. Quindi via Ventura. Benissimo. E questa è via Ventura. Via Ventura è la strada. Lei c'è stato mai? Credo di sì, perché ha detto che c'era questa cooperativa, giusto? Sì. E in che zona della città di Palermo? Precisamente, dottor Del Bene, in via Ventura c'era appunto questo ufficio che si interessava di cooperative di cui io facevo parte e me lo sono ricordato appunto perché ci andavo spesso. Perfetto. La domanda è un'altra. In che zona della città? Allo stadio, che ne so, sotto Monte Pellegrino. Ci dica lei in che zona della città di Palermo? Ma dove siamo? Verso via Marchese di Villabianca, non so se... Adesso non mi ricordo bene, però allora quando ho dichiarato era più recente. Va bene. Senta, dunque c'è questa comunicazione. Lei a chi la riferisce poi? Riferisco a Brusca e a Bagarella in presenza pure di Gioè. Che cosa dicono appunto i suoi interlocutori? Attendevano questa informazione, rimasero sorpresi, voglio dire. No, sorpresi no, perché secondo me si erano già parlati, era un'ambasciata di conferma, secondo quello che ho capito, però non, cioè, aspettavano appunto conferma di la che risposta, cosa? ma credo che già ne avevano parlato. Di che cosa avevano parlato? Conferma di che cosa? Questo vino a che cosa alludeva? Ripeto, ad attenzionare all'onorevole Mannino quando andava, se c'era questa segreteria, adesso io non lo so che cosa, se era l'abitazione, cosa si trovasse lì, ad attenzionarlo per fargli un attentato. E per quanto è a sua conoscenza, vi furono poi predisposte queste attenzioni, si dette seguito a questo proposito? Io non so se l'incarico era dato a Brusca oppure meno, comunque io non ho fatto niente, insomma, personalmente, però poi non lo so che cosa hanno fatto altri. Che al momento della risposta c'era anche Gioè, così ho capito, erano in tre, Bagarella, Brusca e Gioè. Per quanto è a sua conoscenza, Gioè poi si interessò, fu incaricato di qualcosa? Non mi ricordo che se ci siamo ritornati nell'argomento, non mi ricordo. Senta, ma lei la risposta la ebbe a riportare immediatamente dopo il contatto con Biondino o tempo dopo?
No, sempre subito, lo stesso momento che rientravo, tanto eravamo sempre insieme, quindi subito. Lei poi non seppe più nulla su Via Ventura, No. quindi No, non ho saputo più niente. non sa se poi fu predisposto qualcosa. Non lo so se è stato dato incarico a qualche altro, comunque da noi, che mi ricordo fino a quando c'ero io, non è stato attenzionato. Senta, io appunto, lei ha indicato tra i politici, diciamo, obiettivi della strategia Lima, ora ha indicato Mannino. Ci sono Senta, c'erano altri politici anche a livello nazionale che furono indicati fra gli obiettivi di questo attacco allo Stato, per quanto è a sua conoscenza? Un altro fatto di cui sono a conoscenza è sempre ultimo periodo prima di essere arrestato, il Brusca manda a Tani San Giorgi, che era poi il nipote di Nino Salvo, il genero assieme a un mi sembra un cardiochirurgo famoso lì a Palermo, è stato mandato a Roma per vedere i movimenti di Martelli. Martelli. Perché Martelli obiettivo di questo attentato? Era anche un obiettivo e si era fatto un sopralluogo, appunto se non recati, il Tani San Giorgi si era recato a Roma per capire se era un obiettivo, se usava scorte, insomma se era un facile obiettivo, e la risposta a suo ritorno mi ricordo che è venuto a dire che aveva una villa sull'Appia, se mi ricordo bene, e che comunque il fatto che lui si era recato a Roma per andare a vedere l'aveva individuato, o comunque aveva capito insomma dove abitava. Poi non ho saputo più niente io. Io le ritorno a fare la domanda originaria: perché fu scelto e individuato Martelli? Chi era Martelli in quel periodo e che periodo siamo quando si effettua questa indicazione alla Via Appia? Allora, io ripeto, come ho detto poc'anzi, si era deciso di votare appunto Partito Socialista, fra cui in particolare Martelli dove si poteva. Quel periodo ci sono state le elezioni, siamo alla data 87-88, e siamo riusciti ad accumulare, a dargli tanti voti. E poi perché era fra gli obiettivi? Perché era uno dei primi che aveva cominciato a parlare di Cosa Nostra. Io poi non lo sono perché lui comunque, siccome si era fatto tanto per procurargli i voti, e questo invece continuava a parlare male di Cosa Nostra, e quindi si era organizzato di poterlo colpire. Lei sa se in quel periodo... Chiedo scusa da Milano, l'imputato chiede di rinunciare parzialmente all'udienza. Va bene, prendiamo atto che rinunzia al momento alla presenza, poi ci comunicherà quando rientrerà.
Pubblico Ministero, prego. Ritorno alla domanda, ricordo orientativamente qual è il periodo in cui lei ascolta queste indicazioni su Martelli, sui propositi. Guardi, di sicuro, se mi ricordo bene, è stata dopo l'uccisione di Ignazio Salvo, quindi siamo dopo settembre 92. Lei sa se Martelli in quel periodo ricopriva qualche ruolo istituzionale? Io non me lo ricordo, non mi ricordo. Lei sa se Martelli, quale parlamentare, avesse adottato qualche iniziativa legislativa che aveva dato fastidio a Cosa Nostra? Sì, infatti uno dei motivi era questo qua, appunto per questo. Quale? E qual era l'iniziativa? Qual era? Non mi ricordo, dottor Del Bene, non mi ricordo qual era l'iniziativa, comunque E allora, non faceva cose buone per Cosa Nostra, quindi si doveva procedo ad si una doveva contestazione, attenzionare. signor La Barbera, giusto per rinfrescarle la memoria, dal verbale del 24 settembre 97, udienza dibattimentale, quando ebbe a dichiarare: ho capito quando ancora scusatemi, pagina 120, per cui si sperava, ho capito quando ancora di più a luglio del 92, quando Martelli è stato uno dei protagonisti per il 41 bis. Ecco, sì, questo era stato uno dei motivi, infatti. Poi lei ha compreso se quei propositi delittuosi nei confronti di Martelli sono andati avanti, se sì, che cosa è accaduto, invece se no, per quale ragione invece non si è proseguito? No, che io sappia non è successo e che mi ricordo io, poi mi hanno arrestato e non ho saputo più niente. Senta, ancora, fra gli esponenti politici anche a carattere nazionale, lei ricorda altri obiettivi oltre quindi Lima e Martelli? No, che mi ricordo io no, tutto il bene. Lei ricorda se furono indicati i figli di qualche esponente politico nazionale? Sì, si è parlato di un facile bersaglio, di capire dove abitavano, se si potevano colpire i figli di Andreotti. Sono discorsi che ho sentito, poi se si è attenzionato a queste persone, io poi non l'ho più saputo comunque. Ecco, allora, innanzitutto da chi ascolta lei questa indicazione, in che periodo siamo? No, non mi ricordo, dottore. Non si ricorda da chi provengono le indicazioni o il periodo? Vabbè, le persone siamo sempre quelli, io, Gioè, Brusca e Bagarella. E non ricorda il periodo, quindi? Io siamo sempre dopo la strage di Via D'Amelio. Senta, e per quale motivo i figli di Andreotti? Gli Andreotti sempre per lo stesso motivo che il padre, difficile bersaglio, si poteva fare qualcosa ai figli che non erano scortati e che erano facile bersaglio, E perché per punire il padre comunque.
perché il padre? Il padre che aveva fatto per diventare un obiettivo? Appunto perché non aveva fatto niente per Cosa Nostra. E per quale ragione avrebbe dovuto fare qualcosa per Cosa Nostra, mi perdoni? È quello che sentivo, sì, che non c'era stato più interessamento, che tutti se ne fregavano e quindi erano da ammazzare. Ed interessamento di Andreotti per cosa? Di Andreotti direttamente no, ma sempre tramite Lima o comunque di interessarsi a togliere il 41, di questo accanimento per Cosa Nostra, che tutto ritornasse come prima, invece non è successo. Senta, ritorniamo poi all'episodio da lei indicato originariamente. Questo progetto di attentato nei confronti del dottor Grasso, se può indicare il periodo, che bene o male è già emerso, e soprattutto in che è consistito. Guardi, che si trattasse del dottor Grasso l'ho saputo dopo la collaborazione. L'ho saputo dopo la collaborazione perché mentre c'erano tutti i preparativi, quindi c'era l'esplosivo, i telecomandi, il furgone modificato per poter fare questo attentato, io non sapevo di chi si trattava. Dopo ho saputo, dopo la collaborazione, siamo nel 94, ho saputo appunto che si trattava del dottor Grasso, doveva venire a Monreale, di questa persona che si recava spesso fine settimana a casa, poi ho saputo che a quanto pare della suocera, e lì doveva venire l'attentato. Lei sa anche con quali modalità doveva essere fatto questo attentato? Allora, Gioacchino Calabrò di Castellammare, rappresentante di Castellammare del Golfo, stava preparando un furgone per poter accedere, un furgone coperto, di cui all'interno di questo furgone c'era un buco che si poteva accedere a un tombino dove passava appunto la macchina poi ho saputo del dottor Grasso, e quindi situare l'esplosivo col telecomando, e lì doveva venire l'attentato. Dopo vari sopralluoghi con ero io, Gioè e un certo Balsano di Monreale, e abbiamo visto che vicino al tombino c'era una banca, e siccome non si sapeva il giorno di cui la persona andava, perché non veniva spesso, doveva stare, la ricevente doveva stare collegata alla batteria per diverso tempo, quindi il discorso lo seguiva Biondino, e dopo varie informazioni, non so a chi lo chiedeva, il Biondino mi ha risposto che non poteva stare la ricevente più tempo, troppo tempo in quel tombino, perché essendo che c'era sta banca c'era una possibilità su 1 milione che poteva esplodere l'esplosivo senza che succedesse niente, cioè senza l'obiettivo, e quindi so che è stato rimandato, comunque non è stato fatto per suo motivo. Ho capito. Ma lei diceva la questione, la vicenda, ora non ricordo l'espressione che ho utilizzato, la seguiva Biondino. In che senso? Può essere più preciso? Allora, io ho ritirato i telecomandi a Catania, che era incaricata la famiglia di Santa Paola, e li ho portati al Biondino, che era lui che aveva un tecnico che modificava questi telecomandi per renderli utilizzabili per fare appunto la strage. Quindi il punto di riferimento, il tecnico, lo conosceva Biondino, quindi si portavano tutto quello che stava succedendo si doveva riferire a Biondino,
ed ero io che mi recavo appunto spesso del fatto che parlavo poco fa per avere risposte e per capire come si doveva andare avanti, e da lui ho appunto ricevuto questa risposta di temporeggiare, perché non era possibile lasciare la ricevente per diverso periodo là nel tombino. Può ripetere cortesemente alla Corte in che periodo quindi si svolgono questi preparativi per l'attentato al dottor Grasso? Se non ricordo male siamo ad ottobre del 92. Senta, nel corso di questi suoi incontri, lei ha detto frequenti a casa di Biondino, ricorda di aver conosciuto oppure visto altri esponenti importanti di Cosa Nostra? È stato proprio lì a casa di Biondino una sera che ho conosciuto Giuseppe Graviano, che mentre stava andando via lui è arrivato. Poi me l'ha riferito Salvatore Biondino che si trattava appunto di Giuseppe Graviano, e stiamo parlando di mentre era ricercato, insomma era latitante quel periodo. Quando avviene questo contatto, o meglio, lei lo ha conosciuto, cioè Biondino o Graviano si sono presentati a lei? No, allora, non me l'ha presentato. Dopo, quando sono ritornato, mi ha detto: l'hai capito che era Giuseppe Graviano? Io l'ho salutato, a parte che pensavo, perché già conoscevo, a parte c'è una certa somiglianza, conoscevo a fratello Fifetto Graviano. In che periodo siamo quando lei, diciamo, incrocia la presenza di Giuseppe Graviano a casa di Biondino? Adesso non mi ricordo, dottore, comunque il periodo è sempre quello, il periodo dopo le stragi. Credo che sono stato a casa da Biondino molto più frequenti, quindi siamo dopo Via D'Amelio, dopo luglio. Senta, lei ebbe poi a riferire, visto che era sempre in stretto contatto con Bagarella e Brusca, a Bagarella e Brusca di questa presenza di Biondino a casa, cioè di Graviano a casa di Biondino, mi scusi? Sì, credo che poi gli ho riferito, certo. Lei ha conoscenza se in quel periodo Graviano Giuseppe conoscesse Bagarella o Brusca, o entrambi, se ci fossero dei rapporti? Sì. Ci può dare degli elementi di conoscenza, la sua fonte di queste informazioni, da che cosa nasce? Ma intanto qualche volta l'ho accompagnato. Prego. Mi sente? Sentiamo. Prego. E allora ho accompagnato lo stesso Bagarella. Adesso forse invece non sentiamo più. Mi sente, signor Presidente? Sì, adesso sì, riprovi. Allora, ricominci. Quindi l'ho accompagnato allora, a chi? Ho accompagnato io stessa Bagarella nella zona di Brancaccio, dove ha incontrato a Giuseppe Graviano. Il punto di riferimento era Nino Mangano, dove aveva un'agenzia di assicurazione, e ho accompagnato sia lui che Brusca. Poi lei sa se si incontravano poi Bagarella e Brusca con Graviano, e con chi dei Graviano? Ma guardi, c'è stato un periodo che veniva da noi per portare ambasciate Filippo Graviano, il fratello, che poi si frequentavano, sicuramente sì, certo. Questi contatti con i Graviano a Brancaccio
In che periodo avvengono? Di Bagarella e Brusca? Guardi, siamo dopo settembre, ottobre del 92, siamo quel periodo che mi ricordo io. Lei ha detto ha notato una maggiore frequenza. È corretto? Ho compreso bene? Sì, cioè, sono contatti che io non conoscevo, quando poi andavo a portare ambasciate, gli dicevo guarda che ti vuole parlare, guarda che qualche volta ci andavo io, qualche volta ci andava Gioè. Ripeto, per quanto riguarda Brancaccio il punto di riferimento era un tale Nino Mangano che era proprietario di un'agenzia, mi ricordo, d'assicurazione. E per quanto ha avuto modo di constatare, fino a quando si sono protratti questi contatti Bagarella Brusca con Graviano Giuseppe? Sempre, fino a quando, almeno per quanto mi riguarda, fino alla data del mio arresto, sempre. Ho capito. Almeno fino quindi al 23 marzo del 93? Sì, per quanto mi riguarda sì. Senta, lei ha parlato di telecomandi provenienti da Catanesi. Può indicare cortesemente alla Corte con quali catanesi lei aveva rapporti, lei ma anche Gioè, con il quale ho capito eravate spessissimo assieme? Allora, come referenti di Santa Paola venivano spesso a Palermo Eugenio Galea e Vincenzo, che adesso non mi ricordo il cognome, l'ho detto più volte nei verbali, e il punto di riferimento erano loro. E una volta appunto è stato incaricato Vincenzo di poter recuperare appunto dei telecomandi e puntualmente dopo una decina, 15 giorni sono stato io a recarmi a Catania e andare a prendere questi telecomandi. Senta, ora ci arriviamo. I catanesi sapevano a cosa servivano questi telecomandi? Certo che sapevano, certo. Senta, lei ha conoscenza di contatti specifici di Gioè con esponenti catanesi, con qualcuno in particolare? Allora, i referenti, quelli diciamo che erano più liberi, non so addirittura se erano incensurati, erano questi due che venivano continuamente. Poi spesso è stato mandato Gioè a Catania e non so se addirittura qualche volta ha incontrato lo stesso Nitto Santapaolo o comunque persone che riferivano a Nitto Santapaolo a Catania. Lei ha mai conosciuto o sentito parlare di un tale Aiello? Vincenzo Aiello, sì, era il Vincenzo di cui parlavo poc'anzi. Enea e Aiello dunque erano i due uomini di fiducia. Galea. Come mi è uscito? Erano i due soggetti di fiducia di Santapaolo. Sì. Quelli che venivano loro spesso a Palermo erano Eugenio Galea e Vincenzo Aiello. Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di tale Mazzei? Mazzei l'ho conosciuto, è stato messo in famiglia a Catania, a Manzara del Vallo, quindi ho conosciuto lui, che si recava spesso con Fascella, Salvatore Fascella, nella zona di Trapani, ed è venuto pure a Palermo qualche volta. Lei è a conoscenza che il Mazzei è stato formalmente combinato? Non la sento, dottore. Ripeto,
è a conoscenza che il Mazzei è stato formalmente combinato in Cosa Nostra? Dottor Del Bene, non si sta sentendo qua, un attimo. Forte di così, Presidente. Certo, noi sentiamo, però dovremmo verificare quindi il canale. Ci sentite dal sito riservato? Sembra di no. Stanno verificando, va bene. Sbagliato io a non portarmela dietro, c'è qualche motivo? Ah, c'è la macchina. Ah. Pronto, mi sente? Sì, noi sentiamo. Vediamo se anche voi ci sentite. Io sento, sì, di qua si sente benissimo. Benissimo, allora possiamo riprendere la domanda che le stava facendo il pubblico ministero. Sì, dicevo, lei è a conoscenza che questo Mazzei è stato formalmente combinato? Sì, è stato combinato a Mazara perché quel periodo ci incontravamo spesso proprio a Mazara, non mi ricordo se addirittura ero presente all'iniziazione, no, comunque non mi ricordo adesso, signor Del Bene, comunque sono a conoscenza che è stato messo in famiglia lì a Mazara. E quindi è stato combinato nella famiglia mafiosa di Mazara, ma era originario di dove? Allora è stato messo in famiglia di Catania a Mazara, in un primo momento contro il volere di Nitto Santapaola, poi l'hanno fatto uguale, l'hanno combinato e gliel'hanno comunicato alla famiglia di Catania. Perché Nitto Santapaola, se lei ovviamente ne ha conoscenza, era contrario, e chi l'ha fatto? Lei ha detto lo hanno fatto. Lo hanno fatto su decisione appunto di Riina, ed era presente Bagarella e Brusca e mi sembra pure Gioè, e non volevano che si mettesse in famiglia di Coso perché era conosciuto come persona poco seria, e non solo, ma che in passato aveva avuto pure un nipote che era collaboratore di giustizia. Quindi su questo punto specifico vi fu un contrasto tra Santapaola, Bagarella e Brusca? Sì, il contrasto c'è stato, ma è durato poco perché poi l'hanno combinato ugualmente, i palermitani. Senta, e che periodo siamo? Quello relativo alla formale combinazione di Mazzei? Allora, siamo in estate del 92. Senta, per quanto è a sua conoscenza, questo Mazzei ha compiuto degli atti intimidatori in quel periodo? Sono più generico, nel 92. Allora, ovviamente dopo sì, che è stato... dopo essere stato combinato, il Gioè, su ordine dei Brusca e Bagarella, gli ha detto di fare un salto a Palermo, che infatti quella volta è venuto lui da solo, sono andato io a prenderlo all'uscita dall'autostrada Catania-Palermo e l'ho portato in una zona vicino Piana degli Albanesi, che ci doveva parlare appunto Brusca e Bagarella. Lì l'hanno incaricato di fare, perché poi vabbè, io non ho ascoltato quello che gli ha detto, poi il Gioè mi ha riferito che doveva fare un attentato sulla zona di Firenze. Non è avvenuto l'attentato, ma dopo un periodo proprio il Mazzei ci racconta che aveva messo un proiettile, non so se era un proiettile che poi non è esploso,
o della benzina, comunque doveva fare un attentato nei Giardini Popoli non mi ricordo adesso, poi ho saputo dopo a Firenze, non mi ricordo adesso come si chiama la zona. Fatto che hanno trovato il proiettile, ma era stranito il Mazzei, come mai non l'hanno scritto, non l'hanno detto i giornalisti, hanno preso un po' alla leggera. Comunque il responsabile era appunto Mazzei di questo attentato. Quindi Mazzei aveva ricevuto l'incarico per questa attività da chi in particolar modo? Bagarella e Brusca. Bagarella e Brusca. Senta, per quanto è a sua conoscenza, Gioè, oltre fra i catanesi, oltre Santa Paola, Aiello, conosceva altri esponenti mafiosi? Guarda, lì sì che li conosceva, quasi tutti, perché quando veniva da Catania mi faceva dei nomi che aveva conosciuto a questo, a quell'altro. Ricorda qualcuno di questi quindi nomi? sì, adesso no, però allora l'ho dichiarato, adesso non mi ricordo. Ricorda un soggetto soprannominato Malpassotu? Sì, aveva conosciuto Mappalsotto in una delle volte che si è recato a Catania. Chi era? Lo ricorda? Non ho sentito, dottore. Chi era questo Malpassotu? Di quale gruppo faceva parte? Il rappresentante di Beppasso, è una persona influente dopo Nitto Santa Paola. Ho capito. Senta, lei ha mai conosciuto Bernardo Provenzano? No, personalmente no. Nel periodo di intensa frequentazione che lei ha descritto con Brusca, Bagarella e Gioè, lei ha conoscenza di contatti, rapporti di queste persone con Provenzano? Sì, una mattina ho accompagnato il Bagarella a Bagheria, appunto, che si doveva incontrare con Provenzano. Ecco, allora, una mattina di quale anno? Siamo sempre nel periodo del 92 e, se non ricordo male, dopo la strage di Via D'Amelio, o comunque fine estate, siamo quello il periodo. Del 92. Allora, è sicuro di questa datazione? È trascorso tanto tempo, dottor Bene, sì. Mi posso sbagliare, certo. Comunque il periodo è sempre... E allora, Presidente, procedo ad una contestazione. Prego. Per sollecitarne il ricordo dal verbale reso alla Procura della Repubblica di Palermo questa data 20 marzo 1998, pagina 42-43 del verbale. Pagina 42 si parla di questo contatto, questo accompagnamento di Bagarella con Provenzano. Dice il dottor Grasso: con Provenzano 2 o 3 volte in quel periodo. La Barbera risponde: in quel periodo siamo sempre dopo l'arresto. Io prima dell'arresto di Totorrina non l'ho mai accompagnato il Bagarella. Sì, quindi siamo nel periodo dopo l'arresto di Totorrina e prima dell'arresto mio di marzo. Benissimo. Sì, adesso ricordo, dottor Del Bene, perché Prego. è stato in un momento... no, lo ricordo bene perché Prego, questo è uno dei fatti. Dico questo perché... Lo racconti lei. Appunto, ricordo l'assenza di Totorrina, e quindi quando c'è stato un battibecco fra Bagarella e Brusca, lui ha preso questo appuntamento, quindi doveva per forza parlare col suo Pesano. Infatti
è stato dopo l'arresto Torrina, perché venendo dall'appuntamento ci riferisce, almeno così ha riferito a noi, le cose continuano come prima, perché c'era stato un rallentamento da parte di Brusca e invece lui è venuto a dire che le cose continuano come prima per come si era detto. Mi ricordo questo particolare. Benissimo, io voglio cercare di comprendere alcuni dettagli. Lei accompagna Bagarella dove? Fino alla Cavabuttitta a Bagheria. Lì lo lascia alla cava, si allontana, si trattiene anche lei lì, che cosa accade? Lo lascio all'entrata della cava e me ne ritorno a Palermo, perché sicuramente qualcuno lo andava a prendere per poi portarlo da Bernardo Provenzano. Lei è rientrato ad Altofonte, a Palermo, non lo so, dopo averlo accompagnato a Bagheria? Sì, io sono rientrato a Palermo e mi ricordo che mi ha dato un orario per poi andarlo a prendere, e così è successo poi il pomeriggio, quindi dalla mattina al pomeriggio. E lei dove è andato a riprendere? Sì, chiedo scusa da Milano, si dà atto della presenza di Torrina. Va bene, procediamo. E allora, quindi la domanda era dove è andata a riprenderlo? L'ha lasciato alla Cavabuttitta, ha detto, e poi? Sì, in un posto diverso da dove l'ho lasciato, che era all'entrata di Bagheria, al contrario, mentre la cava è sempre fuori Bagheria e girando a destra, mentre sono andato a prenderlo proprio all'entrata di Bagheria, in un punto che lui già mi aveva detto dove andarlo a prendere. Dopo molte ore, dopo poco tempo, lo ricorda più o meno? Ma adesso non mi ricordo, ma comunque nella stessa giornata sicuro, però non mi ricordo. Benissimo. Bagarella monta in macchina da lei, mi pare di capire, giusto? Sì? Che cosa lo vado le a lasciare. Che cosa le racconta? Se le racconta qualcosa di quello che era accaduto in quella giornata? No, poi mi dice di andare a prendere a Brusca e si appartano con Brusca e fuoriesce sto discorso che le cose continuano come prima, quindi si è capito che andando a incontrare il Provenzano si era deciso di andare avanti con la solita strategia. Però io francamente, sarà un mio limite, signor La Barbera, non ho compreso come lei aveva capito che si stesse riferendo a Provenzano. Io adesso, quando l'ho raccontato, l'ho saputo dopo, però lui mi ha detto accompagnami a Bagheria, non mi diceva vado a incontrare a mio paesano, l'ho lasciato lì, l'ho ripreso, quando poi è tornato dai discorsi, dal fatto che il suo paesano si sono parlati e ha detto che era d'accordo a continuare come prima, quindi da lì ho capito che ha incontrato lui Bernardo Provenzano. E allora, vediamo se ho compreso bene, lei ha capito che era Provenzano per il riferimento di Bagarella al termine il mio paesano? È questo? Sì, sì. Ecco. Sì, signor dottor. Cioè Bagarella disse ho incontrato in sostanza il mio paesano. Sì, ed è d'accordo, continuiamo avanti come si era deciso prima. Benissimo. Lei ricorda di altri incontri, di altri appuntamenti cui ebbe ad accompagnare il Bagarella a Bagheria o in altri posti? In altri posti, l'ho accompagnato tante volte. No, a sempre, che cosa si riferisce? Sempre con Provenzano, mi perdoni, sempre... In mia presenza no, ma sicuramente l'avrà incontrato, anche perché non sempre l'accompagnavo io, magari l'accompagnava Gioè. Quella volta è successo che c'ero io, in mia presenza no. Lei ricorda di aver accompagnato un'altra volta Bagarella presso un'officina a Palermo? Sto ricordando perché sono successe tante cose e che l'ho accompagnato io? Sì, sì.
Non mi ricordo, dottore. Lei un tale Michele Traina lo conosce? Sì, frequentavamo spesso l'officina di Michele Traina. Ricorda di aver accompagnato in quel periodo Bagarella all'officina di Traina, poi? Ma guardi, ci stavamo continuamente là, come la mattina dell'arresto di dottor Rina eravamo proprio lì, in officina di Michele Traina. E non ricorda che appunto l'officina di Traina era stata utilizzata come base per un incontro poi con Provenzano, luogo da cui vi spostaste? E forse proprio di questo incontro sto parlando, proprio la mattina siamo partiti da lì. Sì, non l'ho detto prima, sì, però... Senta... Cioè, scusi, non abbiamo capito noi, la mattina dell'incontro poi di Bagheria? O è un altro incontro? Siamo partiti proprio, non me lo ricordavo, siamo partiti, sì, dall'officina di Michele Traina, sì. Siete partiti dall'officina di Michele Traina con Bagarella per andare a Bagheria? È questo l'episodio? Sì, perfetto. Sì, è stato questo l'episodio. Senta, l'incontro poi di Bagarella dopo l'incontro a sua volta con Provenzano, fra Bagarella e Brusca, e credo c'era anche Gioè, ricorda dove è avvenuto? Non mi ricordo, dottore. Nel verbale, e procedo ad una contestazione per ricordo, del 20 marzo del 98, pagina 44, ebbe a indicare eravamo a casa di San Giorgi. Sì, dottore, ma ci siamo stati fissi per tanto tempo là, quindi... Sì, dico... Ed è lì che a casa di San Giorgi poi Bagarella disse quella frase: finché c'è... si prosegue come abbiamo sempre fatto. Sì, ma c'erano diversi incontri, frequentavamo, addirittura si è svolta la latitanza, è stato lì Bagarella con la moglie, quindi si facevano incontri, sono state latitanze a casa di Tane San Giorgi, quindi non mi ricordavo, ma ci siamo stati per un lungo periodo. Ricorda quanti furono questi contatti in quel periodo di Bagarella con Provenzano? Io, a parte questa volta, non ero presente ad altri contatti. Io allora procedo ad una contestazione, vediamo, per aiutarla nel ricordo, pagina 43 del verbale del 20 marzo del 98, dove il dottor Grasso le chiede quanti erano appunto questi contatti. In quel periodo, siamo sempre dopo l'arresto. Io prima dell'arresto di Totorrina non l'ho mai accompagnato il Bagarella, lo accompagna queste 2 o 3 volte, quasi una dietro l'altra, quasi una volta dopo una settimana, insomma sempre in quel periodo. Lei dunque parla di 2 o 3 contatti a breve distanza l'uno dall'altro, lo ricorda? L'ho detto allora sì, perché magari lo accompagnavo, come ho detto poc'anzi, magari lo accompagnavo e non sapevo dove andava, però dopo dai discorsi deducevo che si era visto con Bernardo Provenzano, solo per quello, è trascorso tanto tempo, quindi non mi ricordavo. Siamo alle ultime domande. Senta, signor La Barbera, nell'ambito di quella strategia di ritorsione di Cosa Nostra, ricorda se fra gli obiettivi vi erano anche delle guardie penitenziarie, delle agenti di polizia penitenziaria? Sì, ricordo che dopo il trasferimento di alcuni detenuti a Pianosa c'erano lamentele da parte dei familiari che ricevevano percosse
quindi si è data la voce che chiunque poteva individuare qualche guardia penitenziaria che lavorava lì a Pianosa si doveva ammazzare. Uno di questi che ha portato notizie, che sapeva che era sicuro, che aveva individuato appunto qualche guardia che lavorava lì a Pianosa o comunque all'Asinara, era Ferro Giuseppe di Alcamo. E mi ricordo che allora, che poi c'era anche l'intercettazione di Vio Ughetti, sì, si doveva ammazzare qualche guardia che lavorava lì a Pianosa. Quindi qual era la motivazione per queste attività nei confronti degli agenti? Perché i detenuti ricevevano percosse e quindi si devono prendere provvedimenti. Lei sa chi in particolar modo fece queste confidenze ai familiari? Guarda, uno che veniva proprio arrabbiato, che andava a fare visita a Coso, era Santino Pullarà, che aveva il padre che allora era detenuto lì a Pianosa e veniva a dire che stavano massacrando i detenuti, e quindi solo così, insomma, si poteva fermare sta cosa, individuando qualcuno che lavorava lì al carcere. Lei sa se Bagarello Brusca conoscessero Santino Pullarà? Allora, Brusca è mezzo parente, si dicevano cugini, quindi, e lo conosceva sia il Bagarella sia Gioè, anzi molti amici pure di famiglia. Lei sa se poi il Pullarà ebbe a lamentarsi di queste circostanze personalmente con Bagarella e Brusca, di questo trattamento nei confronti del padre? Guardi, quasi ogni volta, visto che si frequentava Traina, quindi Falsomiere, la zona dove abita Bonagia, Falsomiere, dove era rappresentante il padre, quindi il padre di Santino Pullarà era Giovanni Pullarà, e quasi ogni volta che tornava da colloquio dal padre veniva a riferire di queste cose, quindi continuava a chiedere cosa si potesse fare. Senta, lei, rispondendo a una delle precedenti ultimissime domande, ha parlato di via Ughetti. Può indicare cortesemente alla Corte di che si tratta, che cos'è via Ughetti, che importanza annette lei a via Ughetti? Allora, via Ughetti è un appartamento che si trova vicino all'ospedale civico a Palermo, è appartamento che usavamo io e il Gioè in un momento quando ha cominciato a collaborare Balduccio Di Maggio per capire, in attesa, per non abitare ad Altofonte, non proprio latitante, ma comunque per capire cosa stava verbalizzando Balduccio Di Maggio, e in quella circostanza, quel periodo, la DIA aveva messo delle microspie e intercettava i discorsi fra me e Gioè, e come per esempio quella volta si è parlato di queste guardie che avevamo deciso appunto di uccidere, questi che lavoravano a Pianosa. E i discorsi tra lei e Gioè in via Ughetti attenevano a quali temi in particolar modo? Questioni di natura personale vostra oppure afferenti l'organizzazione mafiosa? Sia personale sia mafiosa, perché eravamo a tempo pieno, quindi c'erano i preparativi, le cose che si sono fatte, le cose che si dovevano fare, quindi sia di cosa nostra sia di cose personali. Tra le cose che si erano fatte avete parlato anche della strage di Capaci, lo ricorda questo? E mi ricordo che è uscita qualche frase che andava a finire al discorso dell'attentato fatto lì a Capaci, quindi sicuramente sì. Ho capito. Senta, visto il suo rapporto molto stretto con Gioè,
Lei ricorda innanzitutto quando è stato poi arrestato Gioè? Gioè è stato arrestato qualche mese prima, forse meno di un mese prima, sempre marzo 93, comunque 93, non so se era febbraio o comunque marzo. Rispetto a lei? Qualche mese prima rispetto a lei. Lei sa dove fu detenuto il Gioè? Detenuto Gioè fu detenuto a Rebibbia. E infatti ci siamo rincontrati a Rebibbia quando sono stato arrestato io sono stato arrestato a Milano e subito portato a Rebibbia. In quell'occasione ci siamo rincontrati con Gioè. Ebbe modo di interloquire con il Gioè in quell'occasione o in quelle occasioni di contatto in carcere? Sì. Siccome quel periodo lì al 41, diciamo che ancora non era stato comunicato il 41 bis, comunque ci facevano fare l'aria diciamo assieme, nel senso è capitato una volta che eravamo proprio vicini e quindi lì abbiamo potuto scambiare qualcosa, e poi anche stando nelle celle lì a Rebibbia c'era una cella intermedia dove c'era Simone Benenati, che è Simone Benenati fa parte della famiglia di Alcamo, che conosceva bene, che conosceva sia il Gioè che a me, e quindi faceva da tramite. In quei contatti ricorda che le disse o qualcosa lei disse a Gioè? I temi dei discorsi tra di voi? Guardi, discorsi veri e propri, perché c'era la psicosi dopo quello che era successo in via Ughetti, cioè quello che era successo nel senso di un'intercettazione, si parlava un po' criptati, e quel periodo stavano avvenendo le stragi che mi ricordo io, marzo, quindi Roma, Milano, Firenze, le stragi stavano succedendo quel periodo. E lui, ridendo, dava la battuta, dice: adesso ne sentirai ancora delle belle, nel senso sentirai ancora, cioè tipo che già sapeva che dovevano succedere queste cose. Ma Gioè, visto che lei era legatissimo, eravate in via Ughetti insieme, condivideva la strategia di attacco violento, ecco, la strage di Capaci, la strage di via D'Amelio e i vari omicidi commessi? Mi riferisco al 92. No, condivideva assolutamente no, perché me lo continuava a dire, tanto la vita è finita qui, o finiremo ammazzati o all'ergastolo, cioè è una cosa che non poteva continuare, cioè lui diceva che non aveva futuro, quindi dice ormai ci siamo imbarcati e così. Tant'è vero che l'ho trovato, poi c'era la collaborazione di Pino Marchese, che ha fatto pure il nome suo, l'ho trovato un po' cambiato quando è stato lì a Rebibbia. Senta, visto che appunto ha detto quest'ultimo particolare, lei è rimasto sorpreso del suicidio di Gioè alla luce di questo cambiamento? Ma sì, l'ho trovato, è sempre una mia opinione, comunque l'ho visto ultimi giorni, stavano succedendo delle cose che non era normale, perché io facevo il mio colloquio mi sembra ogni 15 giorni, perché anche se non mi avevano comunicato il 41 comunque ero trattato come se lo fossi, ero in isolamento. Mentre lui faceva colloqui più spesso, tipo la settimana faceva il colloquio sabato e poi lunedì lo rifaceva. Infatti ho detto, ma l'ho intravisto, l'ho visto con la barba lunga, ho detto, ma se è sempre una mia opinione, mi sa che stava collaborando con la giustizia, perché non lo so, stanno succedendo cose strane. Poi io a giugno sono stato trasferito a Pianosa
e dopo una settimana, dopo pochissimo tempo, sento che si è suicidato. Senta, lei Monticciolo Giuseppe lo conosce? Io lo conosco, di San Giuseppe Jato, amico di Giovanni Brusca. Amico in che senso? Rapporti normali all'interno dell'organizzazione mafiosa? Allora, io dico amico perché ultimamente si usava per portare armi, per portare il latitante, non mi è stato mai presentato uomo d'onore, comunque frequentava Brusca continuamente. Era il proprietario della casa dove Giovanni Brusca faceva, per un periodo ha fatto pure il latitante, sto parlando della zona di San Giuseppe Jato, e se non mi ricordo male poi è stata la casa che hanno utilizzato per dove è stato tenuto in prigione il piccolo Di Matteo. Vediamo se ho capito bene. Monticciolo era uno che in realtà accompagnava il latitante, ho compreso bene o no? E che significa? Era continuamente accompagnava, nel senso pure, se ci davano delle confidenze, ha portato delle armi, se le ha riportato via, alle dipendenze di Giovanni Brusca. Poi, ripeto, era l'ultimo periodo, ecco, sia lui che il fratello di Giovanni Brusca. In che periodo siamo? Siamo prima dell'arresto mio, quindi prima del marzo 93, perché poi le frequenze all'ultimo periodo sono aumentate le frequenze. Prima si vedeva molto, molto raro, prima nel senso nell'anno 92, fine 92, poi le confidenze diciamo sono aumentate, era stretto il rapporto con Brusca Giovanni. Senta, lei quando è che ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria, signor La Barbera? Novembre 93. Era detenuto ovviamente, giusto? Ero detenuto, sì. Lei quando viene arrestato il 23 marzo del 93, per quale titolo di reato viene arrestato? 416 bis. Quando inizia a collaborare con l'autorità giudiziaria era indagato solo per 416 bis o anche per altri reati, se eventualmente più gravi? Ero indagato per omicidio, dopo la collaborazione, per i verbali di Balduccio Di Maggio. Lei quando collabora con l'autorità giudiziaria riferisce subito della sua partecipazione alla strage di Capaci? Subito. Era indagato per quello in quel momento? No, non era ancora indagato, avevo ricevuto qualche interrogatorio, non ero indagato ancora. Lei poi ha riferito anche dell'omicidio Salvo nel settembre del 92? Subito sì, anche dell'omicidio Salvo. Senta, e ha riferito anche di quegli omicidi che ha accennato all'inizio di questa mattina, nei primi anni di Cosa Nostra, negli anni '80? Tutto quello che era a mia conoscenza, che ho fatto, ho confermato le dichiarazioni di Balduccio, tutto quello che era a mia conoscenza, poi giustamente nel tempo ho detto tutto, che era tutto quello che potesse servire all'autorità giudiziaria. Quando lei ha cominciato a collaborare con l'autorità giudiziaria si sono verificati dei fatti gravi, degli atti di ritorsione nei confronti di alcuni dei suoi familiari? A giugno del 94 hanno ammazzato mio padre. Lei sa come è stato ammazzato e da chi? All'inizio, che avevo i contatti con il dottor Pignatone, allora procuratore della Repubblica di Palermo, si pensava a un suicidio, cioè si pensava, non si pensava, io ero certo che non era così. Poi?
Lei sa se è stato celebrato un processo a carico di qualcuno per questo fatto? Certo, sono stati condannate delle persone di cui io mi sono fatto parte civile e poi ha confermato le dichiarazioni poi quando ha cominciato a collaborare Giovanni Brusca. Chi sono stati condannati per questo fatto? Lei lo ricorda? Io non mi ricordo chi tutti, comunque il responsabile era Traina, Mimmo Raccuglia, non so se c'era Gaffrì, non so se c'erano altre persone. Adesso non mi ricordo il processo come è andato e le condanne poi definitive come sono andate. Senta, lei poi è stato giudicato per la strage di Capaci? Sono stato giudicato e condannato, sì. Le è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione? Mi è stato riconosciuto l'articolo 8 della collaborazione e siccome ero uno dei primi collaboratori sono stato condannato a, se non ricordo male, 11 anni, 3 mesi e 6 mesi. È stato giudicato anche per l'omicidio di Salvo? Anche per l'omicidio Salvo, sì. Le è stata riconosciuta l'attenuante? Tutti i procedimenti a mio carico sono stato riconosciuto l'attenuante generico l'articolo 8 su tutti i procedimenti. Anche per tutti quegli omicidi degli anni 80? Palermo mi ha fatto unico processo e anche lì mi è stato riconosciuto l'articolo 8 dell'attenuante. Io personalmente, Presidente, ho concluso, non so se il collega vuole approfondire alcuni temi. Grazie.